Un saluto ai nostri amici telespettatori con oggi riprende Qui Udine, una vetrina sugli avvenimenti della settimana in città. E apriamo con il Natale. Si è tenuta venerdì la cerimonia d'accensione dei 2 alberi di Natale donati alla città di Udine dal comune di Paularo. Il primo ad accendersi è stato l'albero di Via Lionello davanti a Palazzo Daronco per proseguire con l'illuminazione del secondo albero posizionato in Piazza Duomo. Erano presenti il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanini, il sindaco di Paularo Marco Clama e l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi di Udine Maurizio Franz. Accese anche tutte le luminarie presenti nelle vie della città, assieme alla nuova installazione natalizia in Piazza Libertà, la grande stella cometa che illuminerà la loggia del Lionello per tutte le festività natalizie. E il Comune di Udine porta a 65.000 euro il budget a disposizione delle associazioni cittadine per l'organizzazione di eventi per il Natale. Udine si prepara per le festività natalizie, diversi gli appuntamenti in calendario. Ufficialmente partono venerdì nel pomeriggio ci sarà l'accensione degli alberi, quindi io già invito tutti ad essere presenti qui in Via Lionello, in Piazza Duomo ci saranno 2 bellissimi alberi che il Comune di Paularo ha donato al Comune. Presenteremo il programma definitivo lunedì prossimo, abbiamo fatto un bando, avevamo 50.000 euro previsto, oggi la Giunta ha deciso di aggiungere ulteriore 15.000 euro, quindi 65.000 euro in tutto, che consentiranno di scorrere la graduatoria delle associazioni che hanno presentato domande e quindi di arricchire questo grande carnet del Natale in città. Ci saranno concerti nelle parrocchie, soprattutto nei quartieri, ci saranno momenti di intrattenimento nella città, spettacoli musicali nei luoghi deputati, perché chiaramente siamo in inverno, ma ci saranno anche zampognari o gruppi, diciamo composizioni musicali di varia natura e con vari strumenti, da quelli tradizionali a quelli più come dire, contemporanei e poi tutta una serie di iniziative espositive, i giochi nella ludoteca, insomma c'è qualcosa che vuole arricchire il Natale e far sentire questo Natale della tradizione in Friuli sempre vivo. Continuerà fino a domenica in Zardin Granta a Udine la fiera di Santa Caterina. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, la tradizionale fiera d'ottobre ritorna senza limitazioni con oltre 200 espositori. Quest'anno siamo molto soddisfatti di avere finalmente una fiera importante e storica come quella di Santa Caterina, che dura 3 giorni, ma soprattutto con condizioni meteorologiche ottimali, senza le restrizioni del Covid. Già vedere tutto questo afflusso di tantissime persone e sentire soprattutto i loro commenti, perché tutti ci dicono che è una tradizione che non si può non venire a Santa Caterina, e d'altronde tutte queste splendide bancarelle che vediamo qua, che vanno dall'abbigliamento ai dolciumi alle immancabili frittelle della nonna, sono motivo di grande attrazione e quindi una bella soddisfazione per la nostra amministrazione. A Udine parte la progettazione dell'ampliamento delle carceri di Via Spalato. Saranno utilizzati gli spazi che un tempo ospitavano la sezione femminile. La notizia in apertura della conferenza stampa di Giunta, in gran parte dedicata proprio all'illustrazione di nuovi cantieri in città. C'è la necessità di ampliare gli spazi del carcere di Via Spalato. Da tempo se ne parla e ora pare che i lavori possano cominciare già nel 2023. Il cantiere di Via Spalato, oltre i muri, è l'incontro che è organizzato dal garante dei carcerati, senatore Franco Corleone, insieme all'associazione Icaro, con il patrocinio del Comune di Udine, affronterà il 16 dicembre nel Salone del Popolo di Palazzo Daronco tutte le tematiche legate al recupero della sezione femminile della casa circondariale di Via Spalato, dismessa da diversi anni. Lo ha comunicato il sindaco di Udine Pietro Fontanini a margine della riunione di giunta, nel corso della quale sono stati illustrati i vari cantieri in itinere in città, a partire dalla rete di marciapiedi. Gli ultimi interventi riguarderanno le vie Risano, Fistulario, Planis, Michelini, Bixio, Peschiera e Monte Vodice.
In questi giorni avete avuto anche notizia di un finanziamento importante per quanto riguarda il PNRR e questo finanziamento andrà a incidere sulla realizzazione della palestra della scuola di via Bariglaria. Abbiamo ricevuto 1.700.000 euro, tutti i pannelli fotovoltaici ma soprattutto il materiale che verrà usato sarà coinventato in modo tale che non ci sarà dispersione. All'Ardito Desio verrà rifatta completamente la copertura. Il progetto è a carattere europeo, tra l'altro lì abbiamo anche risolto il problema con i confinanti e quindi non ci sono problemi, verrà realizzato in tempi brevi con questo progetto appena approvato. 50 anni fa nasceva il Comitato per l'istituzione dell'Università di Udine. L'Ateneo nacque 10 anni dopo, arricchendosi gradualmente di specializzazioni e di spazi. L'ultimo fra questi è la Biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi. L'inaugurazione della nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi dell'Università di Udine è concomitante con i 50 anni dalla nascita del Comitato per ottenere l'Ateneo friulano. Lo ricorda il sindaco di Udine Pietro Fontanini, intervenuto al taglio del nastro della struttura polifunzionale all'avanguardia. Sì, quest'anno cadono proprio 50 anni quando Tarcisio Petracco decise di costituire questo comitato fondamentale, perché senza Petracco, senza gli animatori, i componenti di questo comitato, l'università non sarebbe arrivata. L'ostilità di Trieste era molto forte, non volevano che a Udine ci fosse l'università e grazie a Petracco, a tutti coloro che collaborarono e poi alle tante firme del popolo friulano siamo riusciti ad avere l'università. È una bella realtà perché c'è a Trieste ma c'è anche a Udine. Avere tante università senz'altro è un segnale positivo per la scienza, per la conoscenza e per la crescita di tutta l'umanità. Per migliorare la conservazione dello stemmario del torso, delle genealogie del torso e delle genealogie Ioppi della Biblioteca di Udine, l'amministrazione comunale ha deciso di digitalizzarli. Mercoledì si è tenuta la presentazione dell'attività, presente la famiglia del conte Antonio Beretta. L'attività di digitalizzazione dello stemmario del torso e delle genealogie del torso e della Ioppi al fine di migliorare la conservazione e la valorizzazione dei fondi posseduti come da volontà testamentarie del conte Antonio Barletta di Porcia Bruniera. Grazie all'ascito appunto del conte Antonio Beretta, io ringrazio Francesco Beretta che è qui suo fratello con le figlie, la dottoressa Fabio e la dottoressa Francesca, possiamo presentare questo intervento che è reso possibile appunto dall'ascito di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio artistico, ma è un patrimonio storico e culturale di straordinaria importanza, realizzato dal conte Enrico del Torso. Lo zio amava l'araldica, amava il Friuli, amava le genealogie friulane, perché era cresciuto all'interno di una famiglia che ha amato questo, perché è stato nipote di Fabio Beretta. Abbiamo respirato un po' quest'aria in casa e se questo desiderio di cultura possiamo espanderlo anche al di fuori della famiglia, ma che piaccia a Udine, piaccia al Friuli e piaccia, insomma, dobbiamo valorizzarlo perché deve essere un materiale vivo. È stata restaurata la fontana nel Largo delle Grazie a Udine che ritrae il volto di padre David Maria Turoldo, una fontana che lui stesso in vita ha potuto vedere e che inaugura la 2 giorni udinese dedicata al sacerdote di Coderno. È il primo passo con cui Udine celebra nel trentennale della scomparsa la figura di padre David Maria Turoldo. La fontana che ritrae il suo volto ora è tornata in condizioni simili a quando fu scolpita e un cartello trilingue ne racconta la storia. L'ha vista lui perché penso che sia stato un omaggio proprio dello scultore Patà di Artegna, che in quegli anni dialogava proprio con padre Davide Maria Turoldo, che era qui presente in Basilica, è stato 4 anni qui a Udine e gli hanno dedicato questa faccia in pietra proprio per ricordare probabilmente questi dialoghi di un grande uomo, di un grande sacerdote, di un grande poeta, di un grande friulano, perché padre Davide Maria Turoldo non ha mai dimenticato il Friuli, lo ha cantato
in maniera encomiabile nei suoi poemi, ma anche nel film Gli ultimi. Nel cartello che illustra la fontana sono riportate parole di Turoldo che richiamano alla stoltezza della guerra. Dice che la guerra è un atto senza ragione e dove non c'è ragione c'è guerra, e quindi insomma è particolarmente profetico anche quello che c'è scritto sul cartello che illustra la fontana, di quello che Turoldo ha rappresentato nella capacità di interpretare il cuore profondo degli uomini e di indirizzarli sempre verso un messaggio di pace. Quindi con questa inaugurazione è un altro inno alla richiesta di pace, perché l'uomo deve recuperare questi valori fondamentali e i friulani su questi valori sono molto attenti e sono insomma fedeli anche alla profezia di Turoldo. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento con Qui Udine per la prossima settimana. Arrivederci.